Sulle note di Mozart un'ampia documentazione fotografica sulle condizioni della pavimentazione del centro di Mestre, ma il video di denuncia del Movimento 5 Stelle non se la prende tanto con le buche in sé, quanto col fatto che si trovano in zone dove i lavori di risistemazione sono stati svolti da pochissimo tempo. Sono materiali come trachite, sanpietrini, marmi, per cui insomma anche hanno fatto dei lavori pregevoli. Il punto è che sono quasi tutti già danneggiati. I grillini hanno presentato un'interrogazione urgente al sindaco Giorgio Orsoni e all'assessore ai lavori pubblici Alessandro Maggioni per capire se i lavori siano stati realizzati in maniera corretta. Se un collaudo ci fosse stato a regola d'arte, dei lavori fatti tra l'altro in aree pedonali, perché Piazza Ferretto è pedonale, via Palazzo è pedonale, via San Girolamo è pedonale, non è pensabile che siano imputabili al calpestio dei cittadini. Il comune sta per spendere un altro 1,5 milioni di euro per gli interventi su via Poerio, ricordano i pentastellati. Ci auguriamo che non vengano commessi errori imperdonabili che si ripercuoterebbero sulle tasche dei cittadini. Vogliamo capire se poi soprattutto questi soldi in più che vengono spesi per riparare, fai disfa, vengono spesi dal comune e quindi tolti da altri lavori che si potrebbero fare, oppure che ci siano delle garanzie, dei contratti di garanzia per cui le riparazioni comunque vengano eseguite e pagate da chi ha fatto il lavoro.